Care e cari amici, siete qui presenti, buon pomeriggio e buonasera da parte del laboratorio di Stanti Mauniti, Casa Sardegna Online. Si direbbe un'ora e un giorno della settimana insolito per il nostro laboratorio. Gli eventi si sono susseguiti e programmati per l'anno 2021 si sono conclusi sabato scorso, per cui non rimaneva tempo, se non sacrificando il giorno e l'orario, e la presenza dei nostri circoli dell'Asia che non saranno fisicamente presenti, ma che ci potranno comunque seguire in differita sui nostri social oppure sulla piattaforma TV IONOAS. Alcuni nostri circoli si sono impegnati per preparare un piccolo spazio per gli auguri raccontati attraverso immagine e musica. Si ringrazia quelli che hanno contribuito. Il Circolo di Ciampino ha fatto pervenire una ripresa effettuata domenica e dedicata alla nostra serata con il canto e la musica di Giovanna Maria Cherchi, che si è esibita a Ciampino, ci ha dedicato il brano Notte de Chelu. Il Circolo di Siena per la presentazione dei presepi di Fonni e il Circolo della Casa Maria Lai di Roma con la presentazione di un video con i canti del coro d'Ortobene. Termina poi il Circolo Sciardana di Perugia e farà parlare attraverso Cecilia Collu e Pietro Tanda delle feste natalizie a Kosovo. Termino ricordando che stiamo trasmettendo anche tramite la piattaforma Facebook del nostro gruppo e sempre in streaming sulla piattaforma TV IONOAS. Per cui a questo punto passerei la parola a Dina Venoni, presidente del Circolo Peppino Mereo di Siena, per l'introduzione. Grazie. Grazie Elio. Buonasera a tutti, benvenuti sia a coloro che sono qui con noi sulla piattaforma Zoom che a quelli che inizieranno a seguirci su Facebook e su IONOAS. Iniziamo questa serata di auguri particolari comunque sotto queste feste di Natale con un'introduzione che ci farà il professor Pietro Clemente, antropologo che molto spesso ci onora della sua presenza e del suo sapere per appunto introdurci negli eventi che via via vengono organizzati. E oggi ci introdurrà in maniera molto, molto calorosa dentro questo evento. Pietro, a te. Scusa Dina, scusa Pietro, Dimmi. mi volevo accertare un attimino perché non ho visto entrare l'assessora e volevo sapere se per caso è sotto non falso nome, ma sotto un nome diverso da quello. No, ma ok. mi sa che non c'è. No, ancora non c'è. Comunque ho visto un suo collaboratore che è entrato nel momento in cui eventualmente arriverà chiederò la parola una volta terminato lo speaker. Scusa Pietro se ti ho interrotto. Ma figurati, io non ho niente di speciale da dire, però intanto il giorno che hai scelto, perché sei stato costretto, siamo stati costretti a sceglierlo, oggi qualcuno mi ha fatto notare che è un giorno particolarissimo, perché è il 21-12 del 21 del XXI secolo e se notate il 12 non è altro che un 21 rovesciato, quindi è un giorno che chi è esperto di magie dei numeri saprà, ma sicuramente porta bene, ecco, questo giorno. Abbiamo un esperto tra noi, glielo chiederemo. Diciamo che il mio rapporto con il Natale è legato ad essere stato figlio, nipote, padre e nonno e quindi insomma è legato a questo tema dell'infanzia che trovo adesso utile ripercorrere attraverso due grandi artiste della storia sarda che sono Maria Lai e Grazia Deledda, perché mi hanno dato delle piste, ecco, per rifletterci. Maria Lai in particolare ha fatto un grosso lavoro, una mostra sui presepi e ha proprio riflettuto sulla nascita del bambino, sulle stelle, le stelle che sono protagoniste di questa nascita e ha scritto un passo che a me piace molto: avere mantenuto il contatto con la mia infanzia, quando sentivo intorno a me un mondo invisibile più forte della realtà, giustifica il fascino che ancora oggi mi lega alla tenerezza del Natale.
ciò che avevo sentito e che ho sempre continuato a sentire, sempre di più, è il bisogno di interrogare questo simbolo misterioso che ogni anno si ripropone a un mondo sempre più travagliato. Direi che in questa frase di Maria Lai c'è quasi tutto, no? A me colpisce il fatto che lei insiste sempre, anche nel testo poetico che accompagna il volume, al quale tra l'altro mi chiese di collaborare, per cui è stato un grande onore per me collaborare con Maria Lai a questo volume sui presepi, mette insieme il canto e il pianto. E questo fa pensare che Natale è un giorno di festa, ma che tutte le feste del mondo devono basarsi sul principio di guardare il mondo, di interrogarsi sul mondo. E Maria Lai ci invita ad interrogarci sul mistero dell'infinito, perché poi le stelle, che cos'è, cosa c'è lassù, leopardi dell'infinito, no? Chi siamo, come mai siamo, diciamo, in questo grande universo, ma anche chi passerà questo Natale soffrendo, chi passerà questo Natale con le bombe sulla testa, chi passerà questo Natale col Covid alla porta. Purtroppo il protagonista dell'anno che sta per entrare è di nuovo lui, insomma, è questa terribile pandemia a cui facciamo fatica, della cui presenza facciamo fatica ad accettare e che ci mette continuamente di fronte alla presenza della minaccia e della morte. E però Natale è una festa. Nella mia storia appunto di nipote, figlio, nonno, padre, eccetera, eccetera, è una festa familiare. E sono andato a vedere la ricerca che fece Grazia Deledda alla fine degli anni della seconda metà dell'Ottocento sulle tradizioni popolari a Nuoro, e di fatto non ci sono festività particolari per il Natale, è una festa familiare. Invece per il Capodanno c'è Sa Candelaria, lei la chiama Candelariu, quindi probabilmente c'è, che è una festa di questo a dei bambini, insomma, quando uno la legge nelle sue dinamiche ricorda moltissimo Halloween. Praticamente tutto il ciclo invernale europeo era pieno di bambini che chiedevano doni, ecco, quindi però siamo a Capodanno. Invece il Natale è caratterizzato piuttosto dalla presenza di un certo tipo di cibi. Mi ha incuriosito il fatto che la Deledda in quegli anni, sarà il 875, dicesse che si facevano dei maccheroni con un sugo di noci. Questo io proprio non l'ho mai sentito, però lei lo dice. E poi dice che praticamente il fidanzato doveva mangiare in casa della fidanzata e portare un porchetto, quindi dà anche una idea, diciamo, di dieta. E poi fa un bel racconto di questa cena in cui c'è l'anziano della famiglia ospite. Però questa novella della Deledda, che si chiama Il dono di Natale, è centrata su qualche cosa che ha molto a che fare con Maria Lai. Io sono rimasto incuriosito da due aspetti, no? Uno è che il dono di Natale, in questa scena che Deledda costruisce in un mondo di pastori proprio, è la nascita di un bambino. Ecco, la nascita di un bambino proprio, diciamo, alla mezzanotte, è una delle cose che nelle tradizioni popolari che la Deledda riferisce è di grandissimo auspicio. È un bambino che nasce la notte di Natale non si ammala, non si disarticola. C'era questa idea che non si disarticola il suo scheletro. E poi c'è un altro tema che a me colpisce molto, è di una tradizione che è scomparsa, ma io che mi sono occupato di tradizioni popolari ho visto praticamente in tutta la cultura europea, ed è questa, anche ve la leggo perché vi ho letto Maria Lai, un pezzetto di Deledda mi pare d'obbligo. E secondo l'uso antico aveva messo fuori sotto la tettoia del cortile un piatto di carne e un vaso di vino cotto dove galleggiavano fette di buccia d'arancio, perché l'anima del marito, se mai tornava in questo mondo, avesse da sfamarsi. Felle, che è il ragazzo protagonista della novella, andò a vedere, collocò il piatto ed il vaso più in alto sopra un asse della tettoia perché i cani randagi non li toccassero. E questo è un tema che mi piace tanto, è la presenza dei morti
mi piace dire degli antenati, perché in questi riti i morti sono antenati, non sono quelli che non ci sono più e basta, ma sono la memoria della famiglia. Ecco, quindi questo io l'ho trovato nei riti siciliani, l'ho trovato in Veneto e così via. È un tema che mi è parso proprio interessante sottolineare. E anche questo nesso tra Maria Lai e Grazia Deledda, il dono della nascita di un bambino, il mistero della nascita di un bambino. Nelle opere di Maria Lai sul presepio c'è anche il tema della madre che contiene il bambino, di questo straordinario mistero e del ruolo delle donne sarde in costume raccolte, che portano dentro questa potenza, questo mistero. Ecco, poi sapete, Maria Lai con le stelle ha fatto tantissime opere, quasi tutti i suoi presepi hanno questo grande cielo stellato e, come lei dice, l'arte come ansia di infinito, ecco, è rappresentata dalle stelle. E poi a guardare tutto il quadro delle tradizioni europee c'è un altro tema che in Sardegna non ho trovato tantissimo. Qualcuno dice che c'era, però per esempio la Deledda non è tratta, ed è il tema dell'albero come centrale. Ecco, una cosa buffa che mi è capitata a Siena è che gli anziani senesi dicevano: chi te l'ha portati i regali? Il ceppo? E il ceppo portava i regali ai bambini. Una volta che l'ho detto in una riunione di anziani, tutti dicono: ah, è vero, ma nessuno se lo ricordava. Quindi il ceppo portava i doni e il ceppo era appunto un tronco che doveva potenzialmente andare sul camino e bruciare lentamente in modo da coprire tutto il ciclo cosiddetto di 12 giorni che vanno appunto dal giorno prima di Natale fino all'Epifania. Ed era quasi una rappresentazione simbolica, era quasi un troll, un essere vegetale animato che portava i doni ai bambini. E questo fa pensare anche al mondo invernale, perché questo ciclo in cui sono presenti i riti funebri e così via è tutto il ciclo dell'inverno. Il ciclo dell'inverno ha bisogno del fuoco e quindi ha bisogno di questo lavoro per la vita. Ecco, il fuoco è presente, anche se non mi risulta che a Natale ci fossero questi fogarones che si facevano più a Sant'Antonio Abate, quelli di San Giovanni, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un po' lo scenario che a me piace ricordare per Natale e anche in qualche modo, se capita, di raccontarlo ai ragazzi di oggi, perché questo senso di avere degli antenati, no? Di essere dentro una storia lunga, spesso i ragazzi l'hanno perduto. Allora, in occasione di una nascita si fanno i conti sui propri antenati, sulle proprie storie e quindi si offre a questa famiglia che celebriamo da più di un millennio, si offre un'altra famiglia che si incontra, che si unisce, che pensa agli altri che ci sono nel mondo e al tempo stesso si ricorda di avere un futuro legato al passato. Ecco, questi sono un po' i miei pensieri di Natale, che non sono niente di particolare, ma sono anche il desiderio che questi incontri che facciamo sullo schermo siano proprio significativi di una sorta di vicinanza, no? E una specie di famiglia fatta da francobolli vivaci e dinamici che in occasione di Natale si scambiano gli auguri e io vi faccio i miei più sinceri auguri di Natale ed un anno possibilmente di felicità di tutti e nostra in particolare. Grazie. Bene, grazie Pietro della splendida introduzione. Nel frattempo ci hanno raggiunto anche la nostra assessora ai riferimento, nonché vicepresidente della RAS, Alessandra Zedda, e anche il nostro presidente Bastianino Mossa. Passerei la parola a questo punto direttamente ad Alessandra Zedda. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Mi vedete bene? Mi sentite? Sì? Sì, di un bel verde speranza, quindi la vediamo volentieri. Speriamo. Intanto grazie per aver organizzato questo incontro, per farci gli auguri di Natale, ricordare il valore
che ha per tutti noi il Santo Natale, che sia una festa di famiglia o sia la festa dei popoli, comunque sicuramente per i cristiani in ogni caso è la festa appunto di Gesù, Gesù che nasce, dovrebbe aiutarci tutti a avere nel cuore soprattutto la nascita del bambino Gesù, che ci porta quantomeno a guardare il mondo con uno spirito di fratellanza, di pace, e io credo che soprattutto dopo questi 2 anni drammatici la voglia di volerci bene e di rispettarci credo che si sia riscoperta, ecco. Il fatto che tutti abbiamo passato degli anni difficili, ci auguriamo che possa davvero cambiare questo corso, questa pandemia. Tutti ci stiamo impegnando sotto il profilo scientifico a rispettare il valore di un vaccino, piuttosto che l'attenzione per quanto riguarda appunto la prevenzione, quindi mascherine, distanze, ma soprattutto, ecco, ripeto, la voglia di poter stare tutti insieme ancora. Noi ci auguriamo in presenza, anche se devo sottolineare che la possibilità di vederci in web ci consente di vederci più spesso, di poter organizzare anche delle attività di confronto, un confronto che, e lo dico, con il mondo dell'immigrazione non è mai mancato. Quando eravamo in presenza ovviamente abbiamo faticato un po' di più, ma certamente abbiamo continuato, ecco, a scambiarci vicendevolmente quella parte di Sardegna che non abbandona, ecco, chi va via dalla nostra terra, ma soprattutto ci auguriamo che possa essere sempre accogliente, una madre appunto che riporta a casa i propri figli, ed è questo uno degli argomenti, insomma, a me più caro. Io sono contenta che oggi alla base anche dei nostri racconti, dei nostri momenti di auguri, ci possa essere il ricordo di una donna grandissima come Grazia Deledda. Ricordo che tra le altre cose nel 2016, anno di ricorrenza del suo premio Nobel, fui prima firmataria perché allora insomma si era tutti un po' distratti, i festeggiamenti partirono in sordina, ma soprattutto si chiese già da allora che la sua letteratura, la sua opera potesse essere insegnata in ogni scuola di ordine e grado. Ecco, forse quest'anno può esserci la consacrazione a seguito della ricorrenza della sua nascita, dei 150 anni di Grazia Deledda. Io non voglio rubarvi altro tempo, se non davvero porgervi il miglior augurio per il Santo Natale da parte mia, da parte del Presidente Solinas, di tutta la regione, con la consapevolezza che il 2022 sarà un anno migliore, si potrà scrivere il futuro più bello, che io credo davvero sia il nostro e della nostra terra. Grazie Assessora per le parole, parole di incoraggiamento, ma soprattutto di speranza. Quindi ci dobbiamo comunque credere anche noi, perché altrimenti non possiamo andare avanti. Allora, coglierei a questo punto l'occasione anche di dare la parola al Presidente della Fasi, Bastianino Mossa, scusate il lapsus, che ho visto entrare. Sì, ci sono. Ok, scusami. Mi sentite? Ciao Bastianino, ben arrivato. Ciao, buonasera a tutti e un abbraccio. Un saluto particolare ad Alessandra, che con alcuni di noi ci siamo già visti online nell'evento che avete fatto l'altro giorno. Auguri in diretta e congratulazioni. Grazie Alessandra. Anche se li abbiamo già fatti. Grazie, ti ringrazio molto. E siccome parlando sempre di donne importanti, 20 minuti fa ho chiuso una telefonata con Serafina, che ha avuto un piccolo problema di salute di cui si sta riprendendo. Avrebbe voluto presenziare anche lei, però naturalmente la situazione non l'ha permesso, quindi vi saluta calorosamente e vi è vicino. E naturalmente vi fa anche gli auguri di buon Natale e di buone feste.
No, ho sentito prima, seguito, scusate, sono arrivato un po' tardi, ma alcuni passaggi dell'intervento di Pietro Clemente e questo qui, alcuni passaggi mi hanno riportato un attimino io essendo venuto via dalla Sardegna a 22 anni, tutte quelle cose le ho conosciute, su Gandelarzu, tutte quelle robe che le nostre tradizioni, nei nostri comuni erano poi il Natale, no? Che aspettavamo. Io veramente mi ricordo quando giravamo per le vie del paese, poi andavamo a casa a scaricare tutto questo ben di Dio che ci veniva offerto, no? E mi ricordo mia mamma che faceva con cura metodica, metteva via tutti i vari cosi, le castagne, tutte le robine, e questo qui sono veramente, queste cose qui ti rimangono. Poi andando avanti con gli anni ho sempre, da immigrato, per scelta, no? Da studente, ho sempre patito tantissimo, soprattutto quando ero via, tutte le ricorrenze, no? Il Natale, bene o male, ce lo siamo sempre fatta cosa, ma anche tutte le altre feste, come dicevamo prima, no? Tutto il Vogarone di Sant'Antonio, tutte queste cose qui erano dei sentimenti che ci hanno sempre accompagnato e abbiamo, è un po' una sorta, un po' di maledizione, ecco, per noi immigrati che le abbiamo sofferti. Io almeno veramente pensavo a tutti i miei fratelli, ai miei amici, ai miei parenti che festeggiavano, no? E questo è poi alla fine il senso un po' anche della vita, no? Delle nostre cose. Adesso, dato che facciamo parte di una grande no? Federazione, di un insieme di circoli, e poi anche di tutto quel mondo di federazioni italiane, di federazioni estere che sono qui presenti, alla fine poi tutte queste figure che noi adesso adesso abbiamo nel nostro schermo, poi alla fine secondo me sono tutte cose che sono raccolte in circolo, come si dice, no? Quindi alla fine quasi è come sempre nelle nostre case ci siamo ritrovati, no? In tundu, come si dice, sia nel ballo ma nelle cose, come anche quando ci mettevamo vicino al braciere oppure vicino al camino, avevamo sempre questa cosa qui. Quindi vuol dire che in mezzo a noi c'era sempre qualcosa, no? E c'era quel qualcosa che poi sono questi sentimenti che cerchiamo di manifestare attraverso la nostra socialità, attraverso l'essere circolo. Essere circolo vuol dire poi fare queste cose, no? E io penso che mai come io vi parlo, guardate, mi ripeto sempre, parlo da una regione da dove è partito tutto questa disgrazia di pandemia, qui accanto a noi a 25 chilometri, e se ci penso adesso sono passati quasi 2 anni, da febbraio quindi del 2020, sono passati, e pensare a come l'abbiamo trascorso l'anno scorso, a come lo viviamo quest'anno, veramente sembra che siamo rinati qui. Cioè adesso qui da noi c'è molto ottimismo, c'è molta voglia di vivere, la gente partecipa. E allo stesso tempo, come ha accennato anche Alessandra, l'assessora, dobbiamo stare attenti. Ecco, guardate qui una raccomandazione che ci siamo fatti anche nel nostro circolo, l'attenzione. L'attenzione, guardate, purtroppo anche al nostro interno abbiamo persone che purtroppo, ahimè, non si vaccinano, non condividono questa cosa qua e sono emarginati, guardate, si sono tagliati fuori dalla vita sociale del nostro circolo. E quindi guardate che è una cosa anche drammatica, perché poi la solitudine in questo periodo è ancora più brutta, no? E sono persone veramente a cui amici, Quindi adesso noi nelle nostre famiglie lo stiamo vivendo, chi in un modo o nell'altro. Io, per quanto mi riguarda, il 2021 che sta per chiudere l'ho visto come un'altalena di emozioni, no? Ho avuto un attimino di sconforto in famiglia, poi mitigata e annullata dalla nascita di un nipotino che quest'anno ci costringerà a mettere un posto a tavola in più perché ha 10 mesi, e quindi questo penso che poi sia il più bel regalo, ecco. Ed è anche un po' il senso della vita, ecco. E quindi non vi rubo altro tempo, solo per dirvi che l'anno che verrà, adesso chiudiamo bene questo Natale, ce lo festeggiamo con serenità. L'anno prossimo sarà sicuramente, come gli anni a venire, un anno denso di lavoro per noi. Abbiamo già fatto un primo incontro, come dire, di giusto
in via informale tra tutti il gruppo dell'esecutivo, e ci siamo già dati anche alcune linee guida importanti. Io penso che questo mondo noi lo dobbiamo tenere in piedi, e ce lo diciamo solo se ci troviamo veramente intorno a qualcosa di importante, che poi alla fine è quello che sono le nostre attività, la nostra modo di associazione, la nostra solidarietà, la nostra cultura, tutte quelle cose che anche nel recente congresso abbiamo discusso. Ecco, quindi vi ringrazio dell'invito, vi porto anche i saluti anche di Tonino Mulas, degli altri, di tutti quelli dell'esecutivo che non sono qui presenti. Detto questo, anch'io vi auguro buon Natale, buonas festas e soprattutto tanta salute. Grazie Bastianino, grazie Bastianino per quelle tue parole, per il quadro che ci hai disegnato. Sì, gli amici dell'esecutivo hanno scritto, quelli non potevano intervenire, ci ha fatto molto, molto piacere, e naturalmente contraccambiamo, anche se alla distanza, gli auguri. Volevo anche salutare gli amici che sono venuti a trovarci e si sono in maniera diciamo susseguente, si sono inseriti dentro la nostra piattaforma. Ovviamente la Tunisia avevo salutato prima, gli amici della Plata, di Tucumán, ho visto Rosario, il presidente di Rosario, e anche dalla Patagonia abbiamo qualche amico che ci sta seguendo. Adesso passerei la parola al Circolo di Ciampino prima di mettere il video. Pierluigi. Sì, buonasera, grazie Elio. Un benvenuto a tutti gli amici i sardi, gli amici della Sardegna. Ringrazio l'assessora Alessandra Sedda, che come al solito è sempre presente qui con noi, e questo ci aiuta tanto. Ringrazio anche Sebastianino Mossa, che immagino che, a parte lo vedo anche un pochino stanco, non so perché, forse è invecchiato, bastano questa settimana, è sufficiente una settimana per ridurti così? No dai, è un'impressione mia, sicuramente mi sbaglio. Va bene, a parte gli scherzi, noi domenica 19 abbiamo avuto un grande incontro con Maria Giovanna Cherchi, abbiamo avuto il concerto di Natale. Abbiamo trascorso un'ora e mezzo, siamo tornati indietro nel tempo nella nostra carissima Sardegna, amata Sardegna. Ci ha fatto sognare, ci ha fatto venire i brividi, poi ha cantato all'interno della chiesa, quindi ancora a maggior ragione. So che in questo momento lei ha appena terminato un concerto e sta in viaggio, e non so se riuscirà a collegarsi. Ti prego Elio, se per caso se la dovessi vedere collegata, di interrompermi immediatamente, dargli la parola. È stata gentilissima, perché lei con noi emigrati sardi c'ha un amore particolare, a parte anche lei quando qualche anno fa è stata emigrata a sua volta. Insomma, non voglio portarvi via altro tempo, però quando gli ho proposto di intervenire stasera con una canzone, anche se registrata, è stata subito disponibile e ha fatto questo brano, che poi è Notte de Gelu. Ti lasciate la parola, in modo che così mandi subito il video. Grazie ancora a tutti quanti e mando gli auguri a tutti. Notte de gelo escusta d'ogni sino, de allegri si sentì andare,
trovo in questo luogo santo, a Ciampino, ospite dell'associazione Grazie a Deledda. I sardi che sono qui hanno voluto riunirci in un augurio speciale con questo canto, con Federico Fresi e Maurizio Bizzarro. Vogliamo salutarvi, augurarvi un santo Natale, anzi un sardissimo Natale, un abbraccio forte dall'Italia, che davvero ci possa trovare tutti in salute, che possiate realizzare tutti i vostri desideri, ogni grazia, ogni bene, tutte quelle che avete nel cuore. Grazie a voi per il lavoro che fate e perché fate fiorire la nostra Sardegna al di fuori dei nostri confini. Vi vogliamo bene e davvero rimanete sempre così sardi. Auguri, buon Natale, buone feste. Allora, grazie. E passerei la parola direttamente a Maria Grazia Cherchi, che sappiamo è arrivata. Eccomi, mi vedete? Sì, un po' nell'oscurità, ma ti vediamo. Mi devo scusare con voi perché, come ha detto Pierluigi, sono in macchina e mi sono fermata in una piazzola di rientro da un concerto da Olbia, ma io ho conosciuto questa vostra casa proprio qualche giorno fa a Ciampino e sapevo di questo mio intervento che mi ha davvero reso molto felice e quindi non volevo mancare. Perdonate l'intrusione, ma ho ascoltato con piacere questa vostra riunione. È davvero per me molto emozionante far parte di questo vostro incontro per Natale, è una gioia, quindi non voglio prendervi troppo spazio, soltanto la possibilità davvero di abbracciare ognuno di voi. Io ho la fortuna di visitare tanti circoli sardi nel mondo e conosco bene l'importanza delle vostre attività e sapere che vi incontrate e che attraverso internet la mia Sardegna si unisce per continuare a lavorare instancabili, davvero è una gioia immensa. Quindi io vi ringrazio per avermi dato la possibilità di salutarvi tutti, di arrivare attraverso il computer, il telefono nelle vostre case. Come ho detto nel video, ogni bene a voi, ogni grazia, spero di vedervi tutti personalmente e magari, perché no, in terra sarda, sarebbe la cosa più bella. Io sono sempre a vostra disposizione per qualsiasi cosa, se avete bisogno di me io ci sarò sempre per voi e non solo per fare festa, ma in tutte le occasioni, quelle che potranno unirci nei vari modi. Grazie davvero di cuore a tutti, per me siete davvero preziosissimi, un bacio grande. Grazie Maria Giovanna, ma sicuramente la nostra assessore ci ha già pensato, perché presumiamo che riusciremo, perlomeno il prossimo anno, a ritrovarci tutto in un convegno internazionale dei circoli in Sardegna. Ce lo auguriamo vivamente. Certo, Adesso, allora ce lo auguriamo tutti. Adesso passiamo da Fonni. Un orizzonte favoloso circonda il villaggio. Le alte montagne del Gennargentu, dalle vette luminose, quasi profilate d'argento, dominano le grandi valli della Barbagia. Così il premio Nobel Grazia Deledda descrive suggestivamente Funni, il comune montano più alto dell'isola, circondato da boschi secolari ai piedi del Gennargentu. Per le strade del paese si intravedono i presepi rionali. Da oltre 20 anni gli abitanti dei vari vicinati, su iniziativa dell'amministrazione, si riuniscono per allestire grotte con buoi, asinelli e i personaggi protagonisti della nascita del bambino, accompagnati da stelle filanti, pastori, greggi e re magi. 25 anni di presepi, di fantasia, di creatività,
e arte popolare nell'allestirli. Un coinvolgimento totale della popolazione fonnese che ha dato lustro al paese e allo stesso concetto di natività, riproposta nelle più svariate modalità. Un'iniziativa che ha la sua importanza anche dal punto di vista sociale e di aggregazione, che porta gli abitanti dei vicinati ad incontrarsi e a condividere idee per la realizzazione dei presepi, che sono delle vere e proprie opere d'arte, diffondono nell'intero paese i luci e il clima suggestivo del Natale. I presepi tengono il filo della nostra storia, perché raccontano il tempo passato, le nostre tradizioni, rivelandoci sogni e saperi della nostra comunità. Amo il presepe per l'attualità delle sue migrazioni verso mete improbabili. Amo il presepe perché, come l'arte, è il vasto respiro di un viaggio. Amo il presepe perché, come l'arte, dialoga con l'infinito. Così raccontava Maria Lai, affascinata dalle immagini delle natività. E con lo sguardo rivolto al futuro e il cuore pieno di fiducia e di speranza, vi auguriamo un sereno Natale. Bene, darei la parola a Dina Meloni del Circolo Peppino Mereu per una presentazione. Sì, grazie Elio. Ed è con molto piacere che presento Grazia Cugusi, dopo aver visto questo bellissimo video su Fonni, breve ma molto intenso, su questi presepi meravigliosi. Grazia è la presidente della Proloco di Fonni. Mi ha colpito molto, lo voglio dire adesso prima di iniziare a chiacchierare tra di noi, l'accoglienza che ha riservato alla proposta che le ho fatto quando l'ho chiamata, diciamo, quando ci siamo sentite. Si sente proprio una passione, ecco, in quello che fa. Quindi la prima cosa che voglio chiedere a Grazia, intanto di presentarsi un pochino il suo vissuto, diciamo, no? E poi di illustrarci un pochino questa particolarità di Fonni, cioè questa grande tradizione che è vero ha 25 anni, non sono tantissimi, ma non sono neanche pochissimi. Che ci dici? Grazie. Grazie Dina, buonasera a tutti, complimenti in primo luogo con tutti voi per l'iniziativa e per come portate veramente la Sardegna nel cuore e cercate veramente di divulgare a tutti quello che è proprio la nostra terra ricca di tanti tesori ed è un piacere per me rappresentare in questa sede la Proloco di Fonni e cercare veramente di presentarvi questa che è un'iniziativa che va avanti da 25 anni, che è stata promossa dall'allora assessore alla cultura Rita Soddu nel 1996. L'intento era proprio quello di creare tutti insieme un'atmosfera molto più armonica e serena del Natale. Quindi ci sono stati non 25 anni ma 24, perché l'anno scorso c'è stato proprio purtroppo una, diciamo, interruzione di questa iniziativa, quindi 24 anni di presepi, di creatività, proprio di coinvolgimento della popolazione fonnese che con grande impegno si è sempre organizzata per dare il meglio e per realizzare dei presepi, cercando proprio, che cosa emerge? Di far evidenziare una sana competizione che porta proprio la popolazione fonnese ad impegnarsi, a cercare veramente di abbellire il paese. Però l'intento non è solo questo, di abbellire il paese, ma di cercare veramente che il tutto abbia anche una ricaduta dal punto di vista sociale, proprio per promuovere dei momenti di incontri e di aggregazione. Nella fase iniziale, quando è stata promossa questa iniziativa, c'era anche un concorso con una giuria proprio dove c'erano dei rappresentanti di associazioni, ma anche dei turisti che venivano proprio invitati per premiare i presepi che rispondevano a determinati requisiti. Quindi attraverso i presepi la popolazione fonnese cerca sempre
di parlare anche di quelle che sono le nostre tradizioni, perché si evince benissimo anche dalle immagini che avete visto i riferimenti proprio alla nostra tradizione, le maschere, gli abiti della quotidianità, i costumi utilizzati proprio nelle nostre feste paesane, la vita agropastorale, tutte le produzioni artigianali, il pane carasau, ma si fa anche riferimento, avete sentito anche nel sottofondo, quelli che sono veramente un patrimonio importante del nostro territorio, quindi anche il canto a tenore. Diciamo che andiamo fieri di questa iniziativa e speriamo che la comunità sia sempre pronta per continuare, insomma, ad abbracciare queste iniziative. Mi preme sottolineare anche un altro aspetto. Nelle immagini si notava non solo la presenza di aspetti relativi alla comunità fornese, ma anche ad altri territori, evidenziato proprio dai costumi di altri paesi, proprio per abbracciare anche le altre comunità, proprio un segno di ospitalità, di apertura oltre veramente i confini del territorio fornese, perché il messaggio è proprio chiaro, andare oltre i confini. Di un messaggio di accoglienza. Di accoglienza, no? Certo. La cosa che... Vai. Mi preme anche sottolineare, ho sentito nella parte introduttiva al professor Clemente che proprio ha fatto riferimento sia a Grazia Deledda e a Maria Lai, due grandi donne che hanno dato tanto alla Sardegna, e nel video avete notato tutti proprio che si inizia proprio facendo riferimento al premio Nobel Grazia Deledda, come nella descrizione nel suo romanzo Cenere che fa di Fonni, e anche riferimento che Maria Lai fa dei presepi e della natività. Quindi mi piace il fatto che ci sia proprio senza nessun confronto questa sintonia. Sì, effettivamente è stata messa in evidenza anche senza saperlo, no? Alla fine, Esatto. sia nel video che dal nostro prof. Una curiosità, allora, guardando il video, no? Si vede, appunto, come dicevi tu, sono stati messi in evidenza tantissimi particolari, ci sono veramente dei ceselli dal punto di vista della fattura di questi presepi, perché, non lo so, gli abiti delle donne, gli scialli, i costumi, ma anche le cose, i cibi, no? Che vengono, il pane, appunto il pane, sono proprio fatti con una perfezione, una precisione veramente incredibili. Che mani li hanno fatti questi particolari? Mani di donne, mani di uomini, mani di artigiani, mani di amatori così che si sono improvvisati a fare qualcosa? Ma c'è il coinvolgimento di tutta la popolazione, quindi ci sono mani di donne, mani di artigiani, mani di uomini, veramente c'è un coinvolgimento a 360 gradi di tutta la popolazione fornese, che come avete visto con grande impegno, insomma, cura anche quelli che sono i particolari della nostra tradizione. Quindi si va proprio dal presepe etnico a quello stilizzato a quello proprio della tradizione fornese, quindi diciamo un'apertura, come ho già detto, importante. Veramente molto, ma molto belli. Possiamo fare uno scoop, Elio, che dici in questa occasione a proposito di Fonni? Possiamo dirlo, posso dirla così in anteprima, che mi piace proprio molto questa cosa. Con di Santi Mauniti Casa Sardegna c'è il progetto La Sardegna si racconta. Diciamo, il Circolo di Siena si è promosso e si è messo in prima linea per promuovere appunto come paese da presentare Fonni, quindi faremo insomma un lavoro a breve tutti insieme proprio per presentare questo paese che ci ha veramente colpito per questa tradizione, ma colpito per tante altre cose, anche perché appunto si nota questa passione che c'è penso anche negli altri componenti della Pro Loco nel mandare avanti e nel cercare di promuovere un paese che magari sta abbastanza nell'entroterra, è un paese particolare rispetto ad altri paesi della Sardegna e che ha, penso, tantissime cose da dire. Grazie, saremo onorati insomma di far conoscere il nostro paese con tutti insomma gli aspetti caratteristici del territorio.
Io colgo l'occasione per ringraziare tutti di nuovo e per augurare veramente un sereno Natale a tutte le nostre comunità, proprio un augurio di speranza per tutti. Grazie di nuovo per l'iniziativa e perché veramente si evince l'attaccamento proprio alla nostra cara Sardegna. Grazie. Deus Cheriat, come si risponde in questi casi. Grazie mille. Bene, Elio, ti ripasso la parola. Grazie, quindi a questo punto noi da Fonne atterriamo un attimino a Roma e passo la parola a Nives che introdurrà, diciamo, i prossimi 2 video che andremo a produrre. Buonasera a tutti. Allora, noi della Classe Maria Lai abbiamo pensato di farvi gli auguri con 2 canzoni del Coro Ortobene. Il Coro Ortobene è uno dei cori, diciamo, di Nuoro più longevi, dopo il Coro di Nuoro e il Coro Barbaggia, che fra 2 anni compirà insomma 50 anni di attività, avendo cominciato nel 73. Quindi insomma tanta esperienza di insomma delle canzoni popolari, del repertorio, insomma, utilizzando anche tanti compositori, insomma. Le 2 canzoni che vi vengono presentate sono Osos Pastores e Aduruseddu, che è tratto da una poesia di Franceschino Usatta. Ringrazio il presidente Stefano Basolu, che insomma ci presenterà le canzoni, il direttore Flavio Cavizzosu e tutti i coristi, ma in particolare l'ex presidente, insomma, che ha lasciato poco tempo fa, Pietro Pala. Faccio tanti auguri a tutti e ringrazio l'assessora e Bastianino e tutti gli altri. Un saluto a tutti dal Coro Ortobene e ben trovati. Ringraziamo Nives Cavizzoso, presidente dell'Associazione Acrase di Roma, per averci invitato a questo evento, dandoci la possibilità di portare un saluto e un abbraccio a tutti voi nostri corregionali che la Sardegna avete lasciato per diversi motivi. Siamo all'interno del Santuario delle Grazie Vecchie, che venne costruito nel 1679. Un santuario e una festa che è molto sentita alla stessa stregua del Redentore da tutti noi nuoresi. Vi terremo compagnia questa sera con 2 brani del nostro repertorio, il primo dei quali è Sos Pastores, un brano tipico natalizio che racconta quando i pastori appunto lasciano le greggi per recarsi a Betlemme per portare omaggio al bambino Gesù. Ci dirige Flavio Cavizzosu, le musiche sono di Catte e per voi Sos Pastores.
secondo brano che vi presentiamo è Adoruseddu, con il testo che viene dalla penna del nostro poeta nuorese Franceschino Usatta e sempre con le musiche di Alessandro Catte. È un brano di buon augurio per la nascita di un nuovo bimbo, perché la vita lo accolga fin dai primi istanti con tutto il meglio che ha per sé e per il suo futuro. Sempre con le musiche di Catte, ripeto, ci dirige sempre Flavio Cavizzoso. Con questo brano vi salutiamo, facciamo i nostri migliori auguri a tutti voi e buona Pasqua di Natale. A Mezzorubiere. E adesso, ringraziando Nives e il coro di Ortobene, passiamo la parola al Circolo Sciardana di Perugia, che diciamo ci ha reso molto felici, va bene, con l'annuncio della nostra assessora che anche il Circolo Sciardana di Perugia era dei nostri, perché era stato riconosciuto dalla Regione Sardegna proprio in occasione del nostro 7° congresso nazionale della FASI. A te Nicoletta. Ebbene sì, grazie Elio. Buonasera a tutte, buonasera a tutti.
Grazie ancora per aver ricordato, noi ancora non ci crediamo, aspettiamo l'anno nuovo per concretizzare, per iniziare a lavorare, e grazie ancora ovviamente all'assessora Alessandra Tedda, sempre presente, poi veramente precisa e puntuale, e grazie anche al nuovo neoeletto presidente Bastianino Mossa, che già in una settimana, anche se Pierluigi Frigao diceva che era stanco, comunque già la seconda volta che presenza ai nostri eventi, quindi dai, grazie veramente. Allora, anche a nome di tutto il direttivo, quindi della nostra associazione, dell'Associazione Culturale Sarda Cerdana di Perugia, volevo ringraziare gli ospiti e le ospiti che mi hanno preceduto e quelli che invece presenteremo tra poco, per aver accettato quindi l'invito e per aver deciso di trascorrere con noi in nostra compagnia questa piacevole serata. Come già ricordato più volte nel corso della serata, purtroppo anche quest'anno siamo obbligati a farci gli auguri, insomma, attraverso uno schermo. Speriamo sia l'ultimo anno, speriamo che i prossimi Natali gli auguri riusciremo a farceli di persona, ritornando nei nostri circoli, rifacendo e riorganizzando tutte quelle bellissime attività che abbiamo sempre fatto. Anche il direttivo della nostra associazione, come le amiche e gli amici del Circolo Peppino Mereo di Siena, cara amica Dina, ha pensato di farvi gli auguri di Natale portandovi, anche se in maniera virtuale, alla scoperta di uno dei paesi più caratteristici della Barbagia. Aggiungerei uno dei più belli, sto parlando ovviamente del mio amato paese di Orgosolo, e in particolare farvi conoscere due tradizioni natalizie orgolesi molto belle. Tutte e due si svolgono il 31 di dicembre, una la mattina e una invece la sera e la notte. Non vi svelo altro però, perché vorrei subito presentarvi la nostra prossima ospite, Cecilia Collu, una mia compaesana, carissima amica, la quale è già stata ospite, molti se la ricorderanno, del nostro laboratorio Casa Sardegna Online proprio quest'estate, quando assieme all'Associazione Culturale Murales, della quale fa parte, in un evento organizzato appunto in collaborazione con gli amici sardo-argentini che abbiamo anche qui presenti questa sera. Bellissimo evento anche quello. Cecilia è una profonda conoscitrice delle tradizioni del folklore orgolese e questa sera ci parlerà proprio di queste due feste particolari. Non vi aggiungo altro e passo la parola a Cecilia. Grazie Ceci. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Colgo l'occasione per ringraziare Nicoletta, ma Elio e tutti quanti perché ci date l'opportunità appunto di incontrarvi, se non altro virtualmente, per darci gli auguri e comunque trovare un canale per continuare a vederci e sentirci, insomma, che questa è la cosa più importante in questi tempi che stiamo vivendo, almeno riusciamo a tenerci veramente uniti. E poi ovviamente ringrazio Nicoletta per le grandi parole, magari anche molto eccessive. Io sono un'appassionata di tradizioni di Orgosolo, proprio perché faccio parte anche di un'associazione culturale da tantissimi anni, che è l'Associazione Culturale Murales. Abbiamo all'interno appunto il gruppo di ballo e il coro a tenore e poi ci occupiamo di portare sempre avanti quella che è la ricerca delle tradizioni popolari a 360 gradi della nostra comunità e tutto ciò che appunto concerne la cultura orgolese. Fare ricerca e poi portarla fuori da far conoscere a chi non conosce la Sardegna e soprattutto portarla anche dai nostri immigrati sardi e cercare appunto di incontrarci e
insomma, tenere sempre vivo quel desiderio e quel sentimento di appartenenza alla nostra terra, che un po' fa parte del nostro DNA di noi sardi. Viviamo sempre un po' in modo nostalgico quella che è la distanza, però ci serve per tenerci uniti alla terra natale. Allora, Nicoletta mi ha chiamato per parlarvi appunto in questa occasione del Natale di una delle tradizioni più importanti e sentite ad Orgosolo, che è appunto la Candelaria. Ho sentito la grande e importante spiegazione che ha fatto il professor Pietro Clemente, di cui mi sono trovata a studiare tantissime cose durante il percorso antropologico all'università, quindi è sempre un piacere ascoltarlo e apprendere insomma tantissime nozioni. È bellissimo il collegamento che avete fatto un po' tutti a Grazia Deledda, e Orgosolo anche in questa occasione della Candelaria è indirettamente citato proprio nel testo di Tradizioni Popolari di Grazia Deledda, indirettamente perché, come avete detto voi stessi, anche a Nuoro il 31 dicembre Grazia Deledda cita questa tradizione della Candelaria, del Candelardio, dove i bambini appunto uscivano per chiedere una sorta di questo rituale. Bene, ancora oggi, quindi come vi dicevo, la giornata del 31 dicembre per Orgosolo è particolarmente sentita perché la mattina escono tutti i bambini, maschi e femmine, indistintamente fino, diciamo, all'età dei 10 anni, quindi non devono ancora aver intrapreso l'età adolescenziale, e si recano di casa in casa, prima dai parenti e poi insomma in tutto il vicinato e in tutto il paese, per chiedere appunto la Candelaria. Quindi vengono dati una serie di doni che poi vi elencherò, mentre invece la sera i gruppi di giovani, anziani, donne e ragazzi, insomma, escono per portare un canto tradizionale che sono Zorgozzos desa Candelaria, presso la casa di tutti gli sposi novelli, cioè gli sposi che si sono sposati durante l'anno che sta uscendo. Nel nostro caso, per esempio, tutte le coppie degli sposi che si sono sposati durante il 2021. Sposi che ovviamente si sa che sono disponibili ad aprire la loro casa ai gruppi di cantori che si susseguono per tutta la notte, a partire dalle 10:30, 11, come si finisce appunto di cenare, e fino a tutta la notte si assiste a questo gruppo di cantori che vanno e vengono e portano questo canto tradizionale che vi proietterò, che è un canto di auguri. Ma allora, la cosa più importante innanzitutto da capire di questa tradizione orgolese, come mai è collocata proprio il 31 dicembre? Innanzitutto è una tradizione di cui l'origine si perde nella notte dei tempi, perché ricordo di aver intervistato anche diverse persone centenarie e l'hanno sempre conosciuta, con chiaramente alcune leggere differenze sugli orari e sulle motivazioni diciamo della questua, semplicemente perché in passato, nei tempi di guerra, si usciva per fare la Candelaria pro subbisonzu, soprattutto perché in cambio si riceveva zuccoccone, cioè il pane tipico che si fa per questa Candelaria. Oggi chiaramente si esce soprattutto per augurare chiaramente agli sposi fortuna e felicità, ma è anche per un puro gusto di divertimento, chiaramente, quindi presupposti completamente diversi. Sicuramente un aspetto interessante di questa ricorrenza è il periodo dell'anno appunto in cui essa è collocata, che appunto citava lo stesso professor Clemente, cioè l'inverno, ed è in coincidenza appunto con il Capodanno. Teniamo presente che facendo appunto un salto nel passato, nell'età arcaica il tempo ovviamente non era una categoria astratta ed era identificato nei ritmi della natura.
Nel folklore italiano diverse date vengono celebrate attraverso modi e tradizioni che lasciano intravedere come queste siano state nei vecchi calendari dei capodanni, no? Primo giorno dell'anno uguale rinascita. Stiamo parlando di una concezione del tempo principalmente ciclica. Infatti, prima che la Sardegna venisse cristianizzata, la vita delle persone era influenzata da una serie di credenze, questo lo sappiamo un po' tutti, culti e riti apotropaici e propiziatori. L'economia ovviamente era per lo più agricola e pastorale e i culti quindi erano legati soprattutto alla natura, adorazione del sole, del fuoco, dell'acqua e dell'oltretomba, con il culto appunto per i defunti, e questi culti erano in relazione tra di loro. Per esempio pensiamo al ciclo della vita umana: nascere, crescere e morire, e quindi lo scorrere del tempo che veniva identificato nel ciclo vegetale stesso della natura. Il processo quindi di rigenerazione si ripeteva ogni anno. Ecco che la conclusione dell'anno veniva individuata con il solstizio d'inverno, 21 dicembre, proprio oggi, momento di minore insolazione della parte interessata della Terra e quindi il declinare della luce. E il sole, ricordiamoci che era la fonte di vita, e questo momento del declinare della luce corrispondeva alla morte, tra virgolette, della vegetazione, per cui insomma era arrivato l'inverno, era sinonimo di oscurità, di ombra, tenebre, terrore interno. I riti propiziatori apotropaici erano inseriti proprio in questo periodo che andava da novembre, che procede il solstizio d'inverno, fino al mese di marzo, in cui cade poi l'equinozio della primavera, il 21 marzo, e si ha di nuovo l'aumento della luce solare. Ovviamente non solo Orgosolo, voi sapete benissimo, come poi appunto ha ricordato anche il professor Clemente, e un po' tutti voi, questo genere di tradizione non riguarda soltanto Orgosolo, noi lo ritroviamo anche in tante altre comunità sarde, ma anche del sud e di tutto il bacino del Mediterraneo, proprio perché abbiamo un culto e delle tradizioni arcaiche comuni, insomma, e il culto dell'oltretomba, in particolare dei defunti, era legata a questa concezione dei cicli stagionali e vegetali. Insomma, nell'ideologia antica i defunti sappiamo che si trovano in una sorta di antimondo, che aveva bisogno del mondo per continuare ad esistere come sua immagine riflessa in uno specchio. Nel caso in cui questa necessaria relazione avesse subito una rottura, quindi la rottura di questo diciamo relazione, l'equilibrio tra mondo dei vivi e mondo dei morti avrebbe trasformato le anime dei defunti in demoni distruttivi. Con l'arrivo dell'inverno si aveva simbolicamente il ritorno dei morti, un ritorno che era sia atteso in quanto il loro ritornare dal mondo sotterraneo permetteva il rigenerarsi delle sementi e quindi della vita, però allo stesso tempo temuto, perché ritornando ribadivano ai vivi il rapporto di complementarietà che li legava a vicenda. Perciò essi garantivano la rinascita della vegetazione se i vivi, attenzione, rispettavano il particolare patto sociale, basato sul soddisfacimento del bisogno per il defunto di luce e cibo. Come vi dicevo appunto, diverse sono le tradizioni che si ricollegano al culto dei defunti durante l'inverno. Pensiamo ancora oggi, per esempio, la commemorazione dei defunti 2 e 11 1° novembre, insomma, e l'offerta di pasti per le anime dei defunti tradizionali, una serie di questi rituali. A Nuoro vi è ancora Mortu Mortu, per esempio, a Siniscola viene chiamato Petticocone. Sono tutte festività poi che sono state fondamentalmente rifunzionalizzate dalla Chiesa Cattolica e rappresentano, con l'offerta dei doni ai bambini, l'offerta votiva ai morti. E ancora gli stessi canti di auguri particolari, come anche le gobule sassaresi cantate il giorno dell'Epifania, o il canto
dei Gozzos a Orgosolo, rappresentano appunto questo stesso significato simbolico. Sicuramente un dato importante da mettere in evidenza nelle nostre questue rituali sarde è la presenza importante dei bambini. I bambini sono simbolo di purezza, l'unica purezza in grado di rappresentare metaforicamente quella che è l'anima del defunto. Questo ci fa capire come, sia pur indirettamente, si trovino dei chiari riferimenti ad arcaiche credenze che ci possono dare una possibile chiave di lettura appunto delle nostre tradizioni culturali. Adesso vi mostro qualche foto appunto raccolta dei bambini che appunto uscivano, quindi foto in bianco e nero, ad Orgosolo la mattina e ancora oggi escono con Sassacchetta, che è una sorta di federa di tela bianca dove dentro ripongono tutti i doni ricevuti, quindi Zoscoccones, che è un pane appunto particolare che si fa appositamente per Saccandelaria, e tutti i doni. Pensate che fino agli anni 60 circa, diciamo che non era atteso il Natale. Per esempio, io ricordo benissimo mia madre che diceva: per noi non esisteva il Natale come ricorrenza per ricevere i doni. Per noi la ricorrenza era Saccandelaria e poi si aspettava appunto l'Epifania, la Befana. Ecco, queste sono foto per esempio degli anni 90 di bambini che escono appunto da una casa, da una mia vicina di Orgosolo, e adesso sono tutti ragazzi grandi e, come potete vedere, portano in spalla la sacchetta ricca di doni. Cosa si dà? Si dà, oltre che il pane, le arance, la frutta secca. Attualmente abbiamo l'introduzione delle merendine Kinder, e poi per esempio nei casi in cui si va a visitare le case dei padrini e delle madrine, l'occasione per dare regali materiali come per esempio giochi, ma anche buste di soldi. Chiaramente ci si fa tanti soldini. Questa era per esempio la nostra vicina di casa, Sabbiada di Antonia Garippa, che appunto riponeva nel sacchetto di questo bambino tutti i doni. Sappiate che le anziane, ma così come le persone anche un po' più diciamo adulte ancora oggi, ci tengono assolutamente a tenere la mattina la casa aperta per dare Saccandelaria in suffragio dess'anima, proprio in suffragio delle anime. I bambini, quando arrivano davanti alla casa, ovviamente non entrano così in modo spontaneo, si trova la porta aperta con vicino appunto alla porta la stanza o comunque la tavola preparata con tutti questi doni, e i bambini devono chiedere alla padrona di casa non la dazze Saccandelaria, e allora poi le persone chiaramente fanno entrare i bambini, che vanno un po' a gruppi alternati. Diciamo che adesso i gruppi di bambini sono un pochettino diminuiti, ma in passato veramente si faceva una gara, perché poi si contavano anche il numero di coccones che si era riusciti a raggiungere, e appunto fino agli anni 60 questo numero di pani era talmente alto che nei ricordi delle persone dicevano li tenevamo addirittura a mangiare fino a fine gennaio, ci duravano per tantissimo tempo, li scaldavamo la sera nel fuoco sulla cenere e facevamo a gara per chi appunto raccoglieva il maggior numero de coccones. Adesso vi faccio vedere appunto quello che è il pane che si fa ancora oggi, si prepara alcuni giorni prima, chiaramente. Questa è la forma del pane, un po' più grande delle classiche spianate, ha circa un diametro di 50 centimetri e come potete vedere si taglia poi in 4 spicchi, ha una croce centrale che determina i 4 spicchi, e su ogni spicchio poi si fa
un ulteriore croce, insomma. Ed è un pane i cui ingredienti corrispondono a quelli delle classiche poi spianate, fatte di farina, semola, acqua, sale e in aggiunta un po' di patate. Allora, una particolarità, come vi ho accennato prima, in passato, rispetto che al presente, si andava a chiedere già Candelaria soprattutto in tempi di guerra, pro subbisonzo, perché chiaramente non si avevano tutte le cose da mangiare come le abbiamo adesso. Quindi si dice, ho documentato appunto tramite diverse interviste, che già Candelaria ad Orgosolo non la facevano solo gli orgolesi, ma venivano anche dai paesi limitrofi, quindi da Mamoiada, da Fonni, da Oliena, e giravano le case chiedendo insieme agli orgolesi già Candelaria, e veniva data in egual misura come agli orgolesi, né più e né meno. C'era proprio il ricordo di tutte queste persone che venivano tranquillamente accolte. E invece, per quanto riguarda, facciamo vedere qualche altra immagine della preparazione. Ecco, queste sono delle foto che mi hanno gentilmente concessa, appunto, delle donne che si ritrovano in casa per la preparazione del pane. E vedete, ecco, proprio con sarusinitta, cioè la rotellina che si usa per il pane, si fanno le croci proprio al centro degli spicchi prima di infornarlo. Allora, per quanto riguarda invece le tradizioni serali, come vi ho accennato, si va a cantare presso gli sposi novelli. C'è una differenza tra passato e presente. In passato si andava a cantare subito dopo il Te Deum, cioè alle 18, finita questa messa, si andava a cantare, quindi non si rimaneva tutta la notte assolutamente in giro. Alle 9 diciamo che finivano tutte le visite presso queste case. Ci si organizzava appunto in gruppi tra o parenti o amiche e si andava a cantare nelle case. Ovviamente parliamo di case che non stavano attraversando dei lutti, però mi è stato assolutamente riferito che magari nelle case degli sposi che purtroppo stavano comunque attraversando un momento di lutto non facevano cantare, però davano lo stesso anche la sera alle persone adulte zuccoccone, proprio per ricollegarci a quel discorso che vi ho fatto sui defunti, cioè era importante comunque omaggiare in qualche modo l'anima del defunto, sia la mattina che la sera attraverso il canto augurale. Vi faccio, mentre invece adesso, ecco, come vi ho accennato prima, si esce a cantare subito dopo il classico cenone presso i cameroni. Sappiate che adesso con noi portiamo spesso anche tanti amici che ci chiedono: possiamo venire a vedere questa tradizione che fate, vogliamo venire a cantare con voi, perché abbiamo spesso sentito parlare. Quindi nei nostri gruppi di amici non si trovano solo gli orgolesi, ma portiamo anche le persone che vengono con noi a cantare e visitare le case, che adesso ovviamente la tradizione è cambiata anche da un altro punto di vista un pochettino più materialistica, nel senso che la sera non si dà il pane, ma si aprono innanzitutto le case degli sposi a 360 gradi, quindi è l'occasione per far vedere come si è sistemata bene la casa nuova, tutti i mobili, e poi c'è un vasto esercito di parentela e amici addetti ad invitare tutti i gruppi di cantori dopo che si è cantato. Quindi si entra presso la casa delle persone, ma spesso siamo anche in gruppi di 30-40 persone. Ci mettiamo anche in doppia e tripla fila dentro le case con molta tranquillità e molta ospitalità, e si offre tutto quello che si ha in casa. Ovviamente sappiate che gli sposi non toccano niente, non devono assolutamente invitare niente, ma sono lì che devono assolutamente ascoltare il canto.
E prima di cantare fuori dalla casa, perché il primo canto ovviamente si fa lì fuori dalla casa, ci si affaccia al portone, vi sono gli sposi e si chiede: riesce a cantare, cioè volete che noi vi cantiamo? E loro rispondono sì, chiaramente, e allora lì si parte con questo canto. Vi faccio vedere un breve spezzone ormai lontano, sembra una vita, 2019, quando siamo andati a cantare a casa di una coppia di amici di sposi novelli. Ecco, questo era un breve stralcio, non ve lo faccio vedere tutto perché così almeno vi catturo l'attenzione e potete venire a Sa Candelaria e unirvi con noi assolutamente. Anche questo è un invito a tutti gli immigrati a rientrare il 31, così vi aspettiamo in tempi migliori. Certo, col Covid purtroppo non possiamo uscire la sera con il nostro grande malincuore a cantare agli sposi, anche se ho saputo che comunque le persone la mattina cercheranno di fare l'acquisto ai bambini con le giuste distanze, le persone che sono soprattutto vaccinate, ai bambini diciamo che sono anche parenti, perché non si può rinunciare completamente a questa tradizione, ci mancherebbe. E vi faccio vedere, se ho ancora un minuto di tempo, vi proietto un attimo. Un minuto. Noelio ci picchia, Ceci. Vero? Vi proietto un attimo quello che è il testo, così lo vedete di che cosa si tratta. Ho raccolto tutte le strofe. Ci sei? Okay. Io ho in regia l'aiuto tecnico, chiaramente non parlo da sola. Allora, come potete vedere, forse avete anche un po' sentito, vi ho tradotto per chi magari non è, diciamo così, proprio non ha dimestichezza con l'orgolese. Si tratta di strofe dove si ha un continuo ricollegamento a quello che diciamo la religione cattolica, quindi si cita Maria, Dio, eccetera. E quindi gli auguri e la loro si invoca chiaramente la benedizione. Sicuramente la parte però più arcaica che avevamo insomma individuato di tutto questo, ecco, vedete anche qua nella quinta strofa, da Zenollo su Coccone, ecco qua appunto si fa proprio un riferimento alla presenza del pane anche la notte durante il canto augurale. E la parte più arcaica sicuramente è la parte dove, ecco qua, la decima strofa
dove si cita appunto negli ultimi due versi Deo Bordier duor fizos, ambor factor de una forma, unus ia papa in Roma, esater un re in Spagna. Si suppone che questa sia proprio la strofa più arcaica, perché si fa appunto riferimento anche alla dominazione spagnola. Insomma, questa è quella che è un po' a grandi linee, in pochissimo tempo, la tradizione della Candelaria ad Orgosolo. Spero di essere stata un pochettino chiara nell'esposizione, e colgo ancora l'occasione per ringraziarvi e farvi auguri di buon Natale, buon anno, che sia ricco di salute, serenità per tutti quanti, insomma, e con l'augurio soprattutto di rivederci presto, anche con le nostre tradizioni orgolesi, con i balli, i canti e tutti quanti insieme in uno giro del ballottone, insomma, tutto Paris. Assolutamente sì, grazie Ceci, grazie della bellissima descrizione del racconto. Per me poi, vabbè, personalmente un bel tuffo nel passato, direi, bellissimo ed emozionante. Quindi andiamo verso la conclusione di questa serata, del nostro intervento, quindi di questo evento dedicato agli auguri di Natale. Abbiamo proprio pensato di lasciarci con un finale musicale particolare. Vedo che mi sono proiettato già... anch'io nello schermo adesso, che sono il regista. Vai, non sei più regista ma parte attiva. Adesso sì. Presentandovi appunto un nuovo gruppo, un gruppo musicale che si chiama Sonos in Cumpanzia, e già il nome la dice tutta. Rimaniamo sempre in casa Collu, direi così, Tanda a questo punto, perché sì, vi presento Pietro Tanda, il marito di Cecilia, uno dei componenti di questo trio, di questo bravissimo trio. Però non svelo altro, Pie, dai, ti passo subito la parola, così ci racconti tu cosa fate di bello, presenti anche gli altri due, perché Franco, se non sbaglio, l'abbiamo già sentito anche cantare in questo ultimo video che abbiamo visto, e soprattutto perché c'è comunque questo finale in musica collegato ad Orgosolo, un po' quello che ci ha raccontato, giusto Cecilia? Giusto, confermo. Innanzitutto saluto tutti quanti, non nomino nessuno, così non sbaglio e non mi dimentico nessuno, quindi saluto tutti quelli che sono presenti all'interno di questa chat, di questa videoconferenza, la chiamiamo così. Allora io, da parte ovviamente della nostra formazione, Sonos in Cumpanzia, come ha detto bene Nicoletta, Sonos in Cumpanzia è un nome scelto proprio apposta. Siamo nati proprio prima della pandemia, fondamentalmente. Siamo nati nel 2019 come formazione. Niente, la formazione è composta da me, sono Pietro Tanda, io vengo da Sarule, da Gianni Sagheddu di Dorgali, il chitarrista, e Franco Corrias di Orgosolo, che suona l'armonica e canta. Tutti e tre siamo voci, tutti e tre cerchiamo di cantare, di esprimere le nostre conoscenze e culture musicali, che sono diverse ognuno dall'altro, però abbiamo cercato di inglobare le nostre esperienze musicali all'interno di un unico progetto, che è appunto Sonos in Cumpanzia. Ne approfitto, così non mi dilungo molto, ne approfitto per presentare l'ultimo lavoro che abbiamo fatto discografico, che si intitola Maisolu. Quindi Sonos in Cumpanzia e Maisolu sono un po' dei giochi di parole, insomma, particolari, perché allora è nato tutto proprio, anche questo lavoro discografico, nel periodo della pandemia. Maisolu è un periodo dove tutti ci siamo sentiti un pochettino soli, proprio all'interno di questo CD abbiamo voluto dare spazio a questo momento di difficoltà anche che abbiamo vissuto, che già un sardo fuori dalla propria terra penso non sia una cosa facile. Poi in questo momento di pandemia secondo me siamo arrivati proprio a toccare dei livelli di solitudine non indifferenti, quindi speriamo che chi ascolta i nostri brani si senta meno solo e si senta più in compagnia con i nostri suoni. Ecco, questo è più o meno il nostro intento. Non vi rubo altro tempo, così vi mando direttamente un video che abbiamo registrato l'altro giorno proprio ad Orgosolo, di Salutti,
da parte nostra. Quindi Nicoletta, io vado, sono il regista di me stesso in questo momento. Vai, vai. Quindi adesso faccio partire il video. Ciao a tutti. Sono nostros augurios accettati de su Santo Natale che è vicino, all'uvestare con felicità. Posa assistata in salute su bambino, a pedas buon coro e carità, pro donzi poveri e donzi meschini. Il brano che ascolterete, dal titolo Orgoglio in festa, tratto dall'ultimo lavoro discografico della nostra formazione, racchiude i due momenti più importanti della tradizione orgolese, la festa dell'Assunta a Mesaustu e Sa Candelaria l'ultimo dell'anno. La dedichiamo a voi tutti sardi in Italia e nel mondo. Viva, viva s'allegria, e viva, viva s'allegria, e a terra s'inganno, e a terra s'inganno, onos principi ordanos e bonos principi ordanos, borde Deus e Maria, borde Deus e Maria, viva, viva s'allegria. Allegria e a terra sosinganno, bonos principi ordanno, borde Deus e Maria, borde Deus e Maria, borde una notte con los años, una notte con los años, e por las pascas cumplida, y Deus por día pida, minores e amanos, a minores e amanos, minores e amanos.
dal dinare vino, tridi e orgia montone, tridi e orgia montone, tridi. La notte porta Deus, buonanotte porta Deus, e anno nuova si entrada, con buono gusto e recreo, la colera scustannata, la colera scustannata, la colera scustannata. Nicoletta, ti ho visto un po' emozionata. Non è facile, sono sincera. Ricominciare a parlare adesso è un po' Allora, dura. lo dico Comunque, magari per grazie. chi, ovviamente non per te, perché ovviamente tu le cose le conosci, ma lo dico per chi è in linea. In questo brano abbiamo cercato di racchiudere Orgosolo. Non è facile perché è un paese ricco di tradizioni, ricco di costumi, balli, canti, insomma c'era tanto da mettere. Abbiamo voluto inglobare all'interno di questo brano innanzitutto il tenore Murales, che ringrazio ovviamente per la collaborazione in questo brano e anche in un altro all'interno del CD. Poi abbiamo voluto inglobare nel canto i canti della Candelaria, no? Della Candelaria, come avete ampiamente parlato. Poi abbiamo incluso il ballo con l'armonica a bocca, che è lo strumento principe a Orgosolo fondamentalmente, che regna nella musica dei balli. E abbiamo inglobato tutto quanto, aggiungendo un pochettino anche di noi, di Sonos in Cumpanzia, con la chitarra, un arrangiamento anche con un po' di tastiere, un po' di violini che armonizzano e modernizzano, cioè non è che modernizzano, aggiungono un po' di innovazione, esatto, alla tradizione che comunque sia noi rispettiamo e cerchiamo di rispettare in tutto e per tutto, in tutto quello che noi facciamo. Cerchiamo di portare il ballo, cerchiamo di portare divertimento e quindi speriamo di riuscire a portarlo magari anche nei circoli sardi in Sardegna, in Italia, in Sardegna no, grazie a Dio, in Italia e nel mondo, quindi speriamo veramente di vederci presto con te Nicoletta e con tutti i circoli che ci sono. Che sono presenti. Io faccio da testimone perché vi abbiamo avuto appunto come nostri ospiti 2 anni fa in una bellissima festa, è stato veramente bello perché ce la siamo cantata e ballata per tutta la sera e quindi anche se ancora non conosco questo ultimo lavoro, sono sicurissima che sarà sicuramente sta per arrivare un Nicoletta, gran sta per successo. arrivare. Lo so, grazie, un bel regalo di Natale, grazie Sì, a Veru e spero di presentarlo prima possibile anche nel nostro circolo. Noi siamo sempre a disposizione, lo sai. Grazie a voi, grazie veramente, a voi. grazie Cecilia. Grazie a tutti e ancora tantissimi auguri anche da parte della sottoscritta e di tutta l'associazione Sciardana. Grazie.
Bene, Vai Elio. ne riprendo la parola per concludere. Allora, un ringraziamento ovviamente corre a tutte e a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa serata. Diciamo che è stata una serata che ci ha praticamente fatto spaziare in diversi luoghi della Sardegna e in diverse tradizioni radicate e popolari della Sardegna. Diciamo, poi a nome del laboratorio ovviamente nostro di Istanti Moniti Casa Sardegna, online porgiamo i nostri migliori auguri, davvero che questo Santo Natale in effetti porti via questa emergenza sanitaria mondiale e che la faccia concludere in una maniera veloce e positiva, perché effettivamente alla fine qualcuno, cioè non se ne può più, perché ci possa permettere in effetti di riprendere quei rapporti di cui si diceva e quelle relazioni che comunque portano come frutto la socialità, la quale a sua volta porta con sé tutta quella serie di rapporti che diciamo rendono la vita, va bene, di comunità, una vita che comunque viene condivisa, si possa realizzare tanti progetti, mentre in effetti stando soltanto dietro a un video siamo molto limitati, per cui che effettivamente questo Natale ci possa portare a riprendere la vita nella normalità. Forse non sarà tutto davvero come prima si diceva sarà come prima, no, non sarà come prima, dovremmo avere molte attenzioni, li dobbiamo avere, come diceva anche l'assessora, anche in questi tempi, anche in questi ultimi giorni dell'anno, perché gli allarmi sono tanti e sono allarmi che non sono frutto di fantasia, ma sono frutto effettivamente di studi approfonditi e anche di relazioni molto serie, ma che comunque che la speranza, diciamo, torni a farci sorridere e soprattutto la speranza torni effettivamente a farci riabbracciare proprio fisicamente come un tempo. Ora incominciamo a dire un tempo, ma erano appena 2 anni e mezzo fa. Comunque, in conclusione, diciamo, è un augurio generale a tutti di passare un buon Natale sereno il più possibile e felice il più possibile. E a questo punto buonanotte diciamo all'Italia, e penso anche no, ancora no, in Argentina ancora non è buonanotte, in altre parti del mondo ancora no. Quindi grazie a tutti del vostro contributo. Grazie Elio.